our hearts beat to the city streets. Ciao patatini, sono ad Abano con Silvia che è la proprietaria a tutti gli effetti, è diventata di Alimentari Enoteca Alimentari Marsiglio. Ciao Silvia. Ciao Nicolò, ciao ragazzi. Io la conosco da diversi anni, conosco l'Enoteca, chiamiamola così perché io non conoscevo la parte di alimentari prima, da diversi anni anche questa. Sono venuto diverse volte, tornerò altre diverse volte, usiamo tanto diverso. Sì. E niente, raccontaci un po' appunto come è nato il tutto, Certo. quello che vuoi. Io ho preso un po' in mano l'attività più o meno 5 anni fa e l'attività sarebbe dei miei genitori, nasce come alimentari di fatto, ancora nel lontano 1951 quando mio nonno ha aperto il primo negozio di alimentari qua ad Abano, poi hanno preso in mano appunto i miei genitori. E 5 anni fa abbiamo deciso di rinnovare un po' il negozio, di trasformarlo, quindi di tenere sempre un po' la parte alimentari, però anche di iniziare a mettere qualche tavolino, di proporre un menù, di fare quindi un servizio al tavolo. E da là molto gradualmente abbiamo iniziato a prima organizzare qualche evento per insomma fare un po' di rumors, per far vedere insomma che c'eravamo, e pian piano abbiamo poi insomma modellato il menù basandoci anche sulle origini un po' del negozio, quindi lavorando molto sugli affettati formaggi che sono sempre stati il centro, ecco, del negozio. E quindi la maggior parte appunto dei piatti girano attorno a questi elementi. Già 5 anni Silvia, perché io mi ricordo, noi ci frequentavamo al tempo e mi ricordo al periodo di transizione, non mi aspettavo di sentire questa data, questi 5 anni. E già tanti, sì, ma chissà cosa ci riserverà Silvia col suo staff, perché comunque stanno evolvendo molto rapidamente, stanno proponendo tante belle cose, ve lo posso garantire. E quindi tanto complimenti che non te li ho mai fatti, ne approfitto in questo momento per farteli. E niente, al di là degli eventi appunto c'è una bella proposta, c'è una bella atmosfera. Siamo nella saletta nuova che è inaugurata da pochi mesi, è stata inaugurata. Un mese e mezzo, 2, ecco. Poco. Che è una saletta tendenzialmente privata, riservata per feste, eventi eccetera, dove non manca neanche qua vino, è un bellissimo arredamento. E raccontaci. C'è stata l'opportunità, diciamo, di prendere anche questo locale e il collegamento tra i due locali era un po' più difficoltoso, però abbiamo deciso comunque di andare avanti, di procedere. Però alla fine devo dire che anche lo stacco tra questa saletta e il negozio originale, diciamo così, è andata bene. Alla fine è stata una bella idea perché appunto qua di solito la riserviamo per i compleanni, lauree, quindi vari festeggiamenti, ma anche quando facciamo le degustazioni, ne facciamo diverse in diciamo realtà. Che al suo perché ha trovato il suo spazio anche questa saletta. Esatto. Ecco, quindi molti eventi legati al vino soprattutto li organizziamo qua, anche perché è un ambiente un po' più calmo, meno caotico rispetto al negozio originale, quindi ci si può prendere anche con un po' più di calma, assaggiare il vino, un'atmosfera un po' più rilassata, Accogliente e familiare. Ecco, sì. Mi collego, visto che hai accennato qualcosa, organizzano anche molti eventi in esterna. Sì. Questi tra poco, scusate, c'è infatti Pasquetta, ne organizziamo ben 2, uno a Villa Draghi e uno a Cinto Euganeo. Parentesi, non so quando sarà pubblicato il video, in ogni caso sarà passato l'evento, esatto. Non importa, è giusto ricordarlo. Esatto, ma ne faremo molti altri, adesso in previsione ne abbiamo uno che è arrivato alla 3ª edizione, sempre a Villa Draghi a Montegrotto, che si chiama Vino al Vino. Le prime 2 edizioni è stata una fiera di vino naturale, quest'anno diventerà un festival, però il vino sarà sempre centrale, diciamo, nel corso di questo evento che durerà 3 giorni. E sarà un festival estivo, quindi sviluppato la sera, chiameremo comunque vignaioli. Ci saranno molte degustazioni, anche molti workshop, però ci stiamo ancora lavorando. Molto bene, molto bello. 3 giorni in cui tu non dormirai ovviamente. Esatto, non dormirò neanche il mese prima. Però sei abituata, dai, quindi sì, dai, nessun dai. problema. Noi andiamo a trovarla e cerchiamo di non stressarla ulteriormente, no? Ecco.
siamo spostati in quello che è la parte storica di Alimentari Marsiglio, una sala un po' più accogliente, calda e anche confusionaria a quest'ora del giorno. Per fortuna non è così, ma più tardi vedremo tanto movimento, per fortuna, Sì, no? sì, Silvia? sì. A cena soprattutto in realtà. Aperitivo e cena diciamo sono le cose a cui puntiamo un po' di più. Perfetto. Confusionare in realtà anche adesso perché continua ad arrivare vino, Che è importante. che è molto importante. Sì, se non arriva vino non si può Esatto, bere vino. esatto. Infatti il locale è tappezzato di bottiglie tanto belle, tanto buone. Raccontaci un po' quello che è appunto la filosofia, in base a cosa scegli le bottiglie, quello che volete offrire qua. Noi diciamo ci concentriamo più che altro su cantine piccoline, quindi produttori di vino naturale, artigiani, che fanno poche bottiglie all'anno, e ci piace cambiarle anche spesso e avere molte, diciamo, referenze, anche per noi che lavoriamo qua, così almeno assaggiamo Certo, sempre, anche giusto. perché il mondo del vino è molto ampio, ormai si sta iniziando a produrre anche magari in aree che prima erano poco conosciute o poco produttive, quindi ce n'è da scoprire, ecco, diciamo così. Infatti molto spesso organizziamo serate, oltre di degustazioni, in vario modo. Quelle che io personalmente preferisco sono quelle che facciamo sulle aree geografiche, anche per questo abbiamo il libro delle mappe. Eccolo qua. Esatto. E l'ultima che abbiamo fatto è stata sul Sudafrica e fatalità siamo proprio sulla riga Angolo Sudafrica. Sudafrica. Era proprio questo che volevo chiederti, ti Ecco. sei già collegata da sola perché appunto ho visto un sacco di locandine che tra l'altro sono bellissime e legate a questo mondo, a questo ambito, avevo proprio visto quella del Sudafrica, quindi molto Esatto. bella come cosa. Quella è l'ultima che abbiamo fatto, poi tempo fa ne abbiamo fatto un'altra sul Douro, la regione diciamo nord Portogallo, al confine con la Spagna, quindi diciamo ci piace approfondire anche geograficamente zone che magari si trovano un po' meno in giro, un po' più difficili da assaggiare, ecco, diciamo così. E anche tutti gli eventi comunque che organizziamo sono legati al vino, quindi invitiamo molto spesso i vignaioli sia in negozio che comunque appunto in esterna per far assaggiare i loro vini, anche perché comunque pensiamo che raccontati dal vignaiolo poi abbiano tutto un altro aspetto, esatto, ed effetto anche sulle persone. Io sono d'accordo ed è molto bella come cosa. Volevo dire a favore di Camera che appunto la parte alimentare è rimasta perché Sì. spesso nel negozio rimane comunque la vendita di generi alimentari primari pressoché, giusto? Mhm. C'è una selezione di gin, Sì, c'è anche. tutta la parte del bancone, quindi con affettati, formaggi che dicevamo prima, che vengono utilizzati poi appunto per fare i taglieri, focacce, Panini. panini, un po' di proposta alimentare che a Silvia dopo ce la racconta e basta. Durante la nostra chiacchierata è arrivato questo bellissimo tagliere. Silvia ci sta aprendo la bottiglia che ha scelto fra le tantissime che ci sono in negozio e non è facile scegliere. Io intanto stavo leggendo per bene tutte le proposte che sono bellissime, si trovano sulla tovaglietta. Ci sono cicchetti, polpette, tartar, panini, taglieri, focacce. Cosa mi sto dimenticando, Silvia? Sono troppe cose in effetti. Tante cose, tanto belle. Questa è la tovaglietta che vi dicevo. Procediamo, vai Vado, Silvia, vado. procedi pure. Che vino mi proponi oggi quindi? Allora, questa è una Vespaiola, in provincia di Padova, però siamo un po' più su verso Galliera. E la Vespaiola è un'uva autoctona di Vicenza, di solito, comunque si coltiva da quelle parti là. Potrebbe andare bene come abbinamento con gli asparagi che non abbiamo, ma sono Arriveranno. sono di stagione, quindi è un vino giusto per questo periodo. Ecco. Perfetto. Cin. Cin, degustiamo, procedi, come si fa? Allora, annusi. Andiamo. Annusi. Io non sono sommelier ancora, Va bene, va bene. L'importante è la pratica, l'importante Giusto. è bene. Tenersi allenati. E poi devi sentire se ti piace. Mi piace, Ti piace? E Molto allora buono. siamo a cavallo. molto buono. Siamo a cavallo, andiamo a trottare. Ciao. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.